Buonasera a tutti e ben trovati dallo stadio Chicchito Chessa di Bonorva, dove tra pochi istanti andrà in scena il match valido per la 16ª giornata del campionato di eccellenza, che vedrà contrapposto il Bosa, padrone di casa, all'Ossese in bianconero. Però recupera palla ora il Bosa. Llanos, impreciso il controllo. Attenzione, il tiro di Artur Sagitov dal limite dell'area, quando sono passati poco più di 2 minuti e mezzo, che si spegne di poco alto. Perde palla Mainardi. E il tiro di Alessandro Ferrari. Andrà a disputare la fase nazionale, che l'Ossese conosce bene, avendola disputata, come dicevamo poc'anzi, 2 anni fa. Ora però riparte il contropiede del Bosa. Il tiro dalla distanza di Fortunato, che realizza una rete straordinaria. Battuto Cherchi, Bosa avanti 1-0. Quando siamo giunti al minuto 11 del primo tempo, cambia il parziale dal Chicchito Chessa. Non ci si accontenta del fallo laterale, invece riesce a superare il difensore. Poi il cross, il colpo di testa di Mauricio Viglia. Ora Gueri dalla bandierina, secondo calcio d'angolo consecutivo. Stavolta Sagitov è abile a respingere e recupera palla il Bosa, che porta il contropiede con Siri Blan, che però viene recuperato dalla difesa dell'Ossese. E ora vediamo se si accontenta del calcio d'angolo. Sagitov invece va sul pallone ed era in posizione di offside. Di Ferrari non va a buon fine. Tempestivo l'intervento della difesa rossoblu, ma siamo già dall'altra parte. Con Mainardi c'è stato probabilmente la parata, comunque una deviazione della difesa del Bosa. Ci sarà il terzo calcio d'angolo di questa partita in favore dell'Ossese. L'azione prolungata del Bosa con Siri Blan, che è andato alla ricerca del compagno. Ora cross in mezzo, ancora Mainardi, lasciato solo all'altezza del dischetto del rigore. Recupera nel frattempo palla il Bosa, con Sagitov lanciato in contropiede da Ruggiu. Fancellu. Ricordiamo il parziale dal Chicchito Chessa, 1-0 grazie al gol di Matos Fortunato. Ora Viglia col controllo sbagliato, a sorpresa proprio da Fortunato. Viglia che si ritrova a tu per tu con Idrissi, ma non inquadra lo specchio della porta. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. Ancora Fortunato e Bosa che prova a costruire un'azione interessante in ripartenza, come di consueto in questa partita. Il tiro dal limite di Lorenzo Avellino, che si spegne sul fondo. Il tiro in porta o il cross nel mezzo. Il tiro però si spegne sulla barriera. Il tiro dalla distanza di Melis e la parata di Adam Idrissi. Tutti i palloni delle praticamente calci da fermo passano al capitano bianconero. Allontana la difesa dell'Ossese. Ora Mainardi, servito in area di rigore. Probabilmente, come dicevamo, andrà Gueli. Così è il calcio di punizione di Gueli, che però termina alto. Idrissi era comunque sulla traiettoria. Un solo giocatore in barriera per il Bosa. Riempie l'area di rigore l'Ossese. Madeddu, il cross con Viglia che da 2 passi non inquadra lo specchio della porta. Ora viene nuovamente servito dal compagno Ruggiu dal limite dell'area. Il tiro però si spegne sul fondo. Melis, Gueli, Mainardi per Chiappetta. E c'è il calcio di rigore
conquistato da Chiappetta per il fallo di... Se non andiamo errati, il fallo è stato commesso proprio dal numero 17 Marco Grella. Quando siamo giunti al 22esimo minuto di questo secondo tempo, parte Madeddu, spiazzato Idrissi, cambia il parziale al Chicchito Chessa di Bonorva. Ossese 1, Bosa 1, tutto da rifare per il rossoblu. Impreciso il passaggio di Bertazzi, Ruggiu, Di Angelo, il cross di Angelo, Sagitov, il tiro di Pinna praticamente salvato sulla linea da Llanos. Ferrari ha spazio davanti a sé, si appoggia col tiro dalla distanza di Ruggiu. Melis, cross tagliato di Melis alla ricerca di Chelo, palla che termina sulla linea e poi c'è stato il fuorigioco. Ora il colpo di testa di Viglia sul cross di Madeddu, controlla il pallone nonostante il pressing di Unali. Ora però Ferrari supera con un tocco Fancello, ma il tiro termina sul fondo. Gueli, Madeddu, lancio lungo alla ricerca di Viglia, che non si ritrova fortunatamente la palla. Serve la corrente Chiappetta, che da 2 passi sbaglia. Fortunato alla ricerca del neo entrato Carta contro Bertazzi, arriva Di Angelo, salva sulla linea Llanos. Bertazzi non ci arriva, ma ci arriva Llanos, uno dei migliori in campo, se non il migliore, il difensore dell'Ossese, che ha salvato 2 volte il risultato. Ora attenzione con Viglia, che va a un passo dal gol l'Ossese. Bertazzi, Mudadu, rischia Mudadu che perde palla, il tiro e il palo, clamoroso il palo del Bosa, ci arriva Cherchi e fischia 1, fischia 2, fischia 3 volte il direttore di gara. Termina qua la partita, Ossese e Bosa non si fanno male, termina 1-1.